Allora, adesso vi racconto cosa serve questo oggetto, l'abbiamo costruito apposta, sembra una pinza, qui c'è una calamita, vi faccio vedere a cosa serve, ve lo faccio vedere in pratica. Piglio questo, l'aggancio su una latta di istinto e siccome c'è la calamita, tac, ci attacco la spatola. A cosa serve questa cosa? Adesso questo ce lo spiega l'Andrea. Vai Andrea. Per chi non vuole l'impedimento della spatolina in mano mentre si lavora per scale, per trabattelli, per avere meno attrezzature e non si sa mai dove poggiare la spatola perché cade all'interno, è la cosa più semplice. Facci vedere. Questo è il prodotto che è distinto, guarda come viene su. Cosa fai? No, scusa. Per finire. Allora, un altro impiego di questo attrezzo, quindi dobbiamo togliere questa pellicina. Questa è per le zone, per gli attrezzi, fosse un pennello o qualsiasi cosa, che non sono metallici. Allora, le studiamo tutte. Questo lo attacchiamo, è praticamente è un aggancio metallico e quindi tac, anche questo si aggancia. Come funziona questo? Allo stesso modo. Lo piazziamo qua e questo tac. E anche lui non vi cade, non si sporca. Facci vedere adesso i lavori. Specialmente per il tampone che sul trabattello va in giro, sappiamo dove riporta. Anche se non mi fai vedere la lavorazione, voglio vedere che lo rimetti lì. A questo punto abbiamo puliti i due attrezzi pronti per la lavorazione che vi segue. Com'è Paola? Direi molto funzionali. Ecco, pulirlo, certo non è un problema. Puliamo la spatola e puliamo anche l'attrezzino nuovo, acciaiolino. Perfetto. A posto? A posto. Una figata? Una figata. Bene, benissimo. Alla grande.